Lorenzo Cuccuru, la Sardegna è stata etichettata spesso come terra di banditismo. Qui parliamo del 1800, forse allora questa etichetta ci poteva anche star bene, e Lorenzo Cuccuru ha raccontato quel periodo storico. Allora, diciamo che il banditismo nel 1800 è stato un secolo buio, molto negativo per i sardi, e nel 1800 è cambiato anche il tipo di banditismo. Cioè è stata una conseguenza, il banditismo di quegli anni, una conseguenza di una serie di leggi volute dai Sabaudi e poi dallo Stato italiano, che hanno portato praticamente a uno sfascio sociale ed economico per cui molte delle persone si sono viste costrette a intraprendere la via della campagna, anche perché per esempio il fatto che fosse stato introdotto il codice penale è stato per quei paesi una cosa molto negativa, perché per secoli sono stati da soli, avevano il loro codice, che era il codice barbaricino, che praticamente aveva le sue giustificazioni. La vendetta era un diritto dovere, c'erano le offese, c'era la gradazione della vendetta che doveva essere graduale. Quindi per quegli ambienti che erano stati chiusi per secoli, il codice barbaricino era stato qualcosa di estremamente, diciamo tra virgolette, positivo, perché li aveva abituati ad andare avanti. Con l'introduzione del codice penale era facile, per esempio per chi aveva soldi, per i principales, era facile trovare della gente prezzolata per poter accusare queste persone e dire mi hai rubato un bue, per esempio. E loro preferivano, anziché essere condannati, darsi alla ratica. Una mostra visitabile tutti i giorni fino al giorno 21. E il giorno 19 c'è la presentazione del libro Bandidos, un graphic novel a fumetti che ho realizzato sempre. Di cui avremo occasione di parlare anche in un altro momento. Okay.